Come tutti i martedì cominciamo il nostro A Casa Tutto a Post. Bentornati alla nostra Gabriella Barcarioli. Ben ritrovati, buongiorno. Come stai? Benissimo, grazie. Stanca? No. Bene, perché io mi preoccupo sempre per evitare che tu mi abbandoni il martedì. E invece insomma adesso. Ma sarà all'improvviso? No. Vabbè, abbiamo già pianificato tra l'altro adesso un bel po' di roba, quindi insomma mi sento abbastanza sereno in questo momento. Dai. Allora, oggi tema particolare, delicato, quello del cambio di sesso, che è un percorso in qualche modo. È un grande, che lungo percorso. Vive innanzitutto chiunque, tanto per può cominciare. viverlo assolutamente chiunque, di tutte le età. Poi di questo quali anche prima. fattori, elementi, percorsi è composto un io vorrei percorso precisare del genere? però una cosa. Io penso che questa comunicazione sia essenziale, no? Perché si parla tanto di tutto, però di questa materia proprio anche anche tra di noi non se ne discute molto, nel senso che forse sarebbe opportuno partire da quello che è il linguaggio da utilizzare per non avere paura di quello che è sostanzialmente, perché c'è anche sempre una forte reticenza rispetto a questa modifica di sesso alle persone transessuali. Abbiamo sempre una visione che è un po' allegorica dal mio punto di vista, quindi partiamo dal fatto che la terminologia, la disforia di genere è colui che non si riconosce con il sesso che gli è stato attribuito alla nascita, perché quello è un sesso che gli viene attribuito alla nascita, no? Quindi si definisce in questa maniera. Il cisgender è colui che invece la disforia di genere è il malessere che hai, disforia di genere è il malessere che tu hai nel fatto che non ti riconosci con il nel corpo, nel sesso che hai, nel sesso che ti è stato attribuito alla nascita. Ci sono poi i cisgender, che sono quelli che si riconoscono, poi ci sono i transessuali che si identificano nel sesso opposto, e poi ci sono i non binari, quelli che ogni tanto noi scherziamo, no? Lo utilizziamo come i fluidi, no? Quelli che non si conoscono né l'uno né l'altro, ma che a loro va bene così, che non hanno necessità di procedere in maniera. In una saga per ragazzi, Percy Jackson, Gli Dei dell'Olimpo, tra le tante saghe che ho letto, io amo i fantasy, c'è anche un personaggio fluido che si identifica un giorno in un sesso e il giorno dopo e devo dire che questa cosa capita molto nei ragazzi, poi ovviamente ne parleremo dopo, però è un concetto che i ragazzi non so quanto per vezzo, per moda, ma è un concetto che molte volte mi sono sentita riferire da ragazzi anche che ho avuto come curatore speciale. La legge noi però questa roba non ce l'avevamo da ragazzi, nel senso sapevi che c'era qualcuno che era omosessuale, o comunque lo capivi, lo vedevi, però questa roba tra virgolette della fluidità, per esempio, io non me la ricordo, e non ce la ricordiamo perché ci sono tanti tabù nel nostro passato. Sì, in effetti dici che magari non sono neanche, ma assolutamente c'era una forte sofferenza. Ma io ho visto un film che parla di un minore e l'esigenza di questo minore era a un certo punto quella di far sì che i genitori fossero felici che lui si identificasse nel genere attribuito alla nascita. Quindi io capisco il concetto, no? Quindi dei bambini anche piccolini che paura di deludere, paura di. Sì, perché poi di questo casomai ne parleremo in una maniera più approfondita. Quindi la legge torniamo a parlare degli adulti. La legge dell'82, quindi l'83 quella dell'adozione, l'82 quella, quindi sono leggi comunque un po' datate. La differenza è che in questa nel 2011 è intervenuto un decreto legislativo che ha previsto che tu puoi fare ricorso al tribunale non soltanto per chiedere l'autorizzazione chirurgica, ma anche la rettificazione anagrafica, che all'inizio erano due cose diverse, quindi due ricorsi diversi. Il ricorso si presenta al tribunale, devi ovviamente devi dare dimostrazione del percorso psicoterapeutico che tu hai, psicoterapico che tu hai fatto, vissuto, più la terapia ormonale, perché tu devi arrivare in tribunale che non devi chiedere posso farlo, cioè tu devi arrivare già con la consapevolezza di essere quello che volevi essere alla nascita, no? Quindi con il genere che ti appartiene. Quindi tutta la questione relativa ai percorsi psicologici che sono necessari per capire se effettivamente è quello che vuoi, no? Quindi sono anche lunghi e molto importanti. E parliamo di adulti sempre, parliamo di persone maggiorenni, anche se nei minorenni vale la stessa cosa con un'età diversa, è la terapia ormonale. Tutto questo è sottoposto alla decisione di un giudice. È sottoposto alla decisione di un giudice. Che potrebbe anche dire no. Potrebbe anche dire no qualora quel percorso non sia adeguato.
non abbia sortito i frutti necessari, cioè è tutta una situazione per la quale è sottoposta al vaglio del giudice, altrimenti io andrei e direi voglio cambiare sesso. Ok. Quindi l'autorizzazione chirurgica l'autorizzazione chirurgica era nel 2011. Però poi è subentrata un'altra sentenza. Qua sappiamo sempre che ci sono le sentenze sia della Cassazione che della Corte Costituzionale che dichiarano poi quegli aggiustamenti che si rifanno rispetto al tempo in cui viviamo, no? Alle modifiche che ci sono state. Magari questa legge è dell'82, quindi diciamo nel frattempo la società è cambiata. Già era fatto un passo con un decreto legislativo, poi è intervenuta la Corte Costituzionale che ha dichiarato la incostituzionalità dell'obbligatorietà dell'intervento chirurgico. Ok. Cambio genere, ma non cambio la mia fisicità. Non necessariamente, non obbligatoriamente. Ecco, questo l'ha definito la Corte Costituzionale. Allora, ce lo spieghi meglio tra un attimo, quindi ci fermiamo un attimo, restate con noi perché continuiamo a parlare di questo argomento particolarmente, delicato, ma anche, se vogliamo, attuale. Tecnico e tanto attuale. Ci siamo lasciati rispetto alla novità introdotta nel 2011, correggimi se sbaglio. No, il 2015 era la sentenza della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale che ha detto che si può cambiare genere e si può cambiare sesso senza necessariamente un'operazione chirurgica. Certo, assolutamente sì, perché non è indispensabile il riconoscimento alla tutela di quelli che sono i diritti, no? Costituzionali garantiti, cioè la propria identità di genere. Cioè non conta più cosa vedono gli altri, ma quello che sento io. Quindi io poi posso fare l'operazione chirurgica, ma posso anche eventualmente non farla e quindi rimanere così come sono. Ovviamente tutto questo viene fatto all'interno di un giudizio dove molte volte c'è una consulenza tecnica d'ufficio anche, no? Forse nei casi un po' più incerti o cui il percorso psicoterapeutico cosa non si sia intende? Stato, e c'è una valutazione sulla reale dato che la motivazione, la reale consapevolezza motivazione e consapevolezza di quello che tu sei e di quello che vuoi essere e che sei sempre stato sostanzialmente. Quindi è anche perché è qualcosa da cui, come dire, non si torna indietro. No? Sì, non si torna indietro, ma comunque dobbiamo pensare che non è una cosa che viene dopo, è una cosa che tu hai alla nascita, no? Questa l'abbiamo definita, no? Però magari la riconosci col tempo, la riconosci quando anche qualcuno ti aiuta poi, no? Alla consapevolezza. Pensiamo se un bambino piccolo si sente in un corpo sbagliato, è un grande timore, ma è un timore, è evidente che non sia facile nella nostra società rappresentarlo, anche per dei genitori ovviamente, no? Quindi poi dicevamo esce la sentenza e con la sentenza stessa che dispone il mutamento di genere, a quel punto si procede alla rettifica di tutti i documenti esistenti. Parliamo anche della laurea. Io posso cambiare il mio nome e il mio sesso all'interno di qualsiasi documento che mi rappresenta. Tutta la mia storia, certificato anagrafico, cioè tutto. È come se quella parte di me che io non ho mai avuto e non ho mai sentito mia venga effettivamente definitivamente eliminata. Mi piace l'immagine, ma guarda, più che eliminata quello che non sei stato, mi piace l'idea che si riappropri di ciò, di quello che è sempre stato, ciò che è sempre stato. Lui ha sempre sentito di essere, che lei ha sempre anche perché immagino che sarebbe un gran casino, come dire, nel momento in cui diciamo io ho una laurea con i miei vecchi, perché poi dovresti, la tutela, devi dare spiegazioni a tutti, della privacy, la tutela dell'essere tutto ciò che è, no, costituzionalmente garantito dalla nostra Costituzione. Quindi in quel caso si è intervenuti proprio per specificare questo. Un altro importante dubbio nel quale è intervenuto la Corte Costituzionale sempre è quello relativo al matrimonio. Noi siamo coniugi, io e te siamo coniugi. È vero. Perché io posso decidere a un certo punto anche e io, dato che il matrimonio è fondato, no, su coppie di sesso diverso, inizialmente si scioglieva il matrimonio definitivamente. È intervenuta nel 2014 la Corte Costituzionale che ha detto non può essere così perché non tuteliamo la famiglia. Quindi invitava il legislatore, quindi ha dichiarato l'incostituzionalità di quella norma sulle separazioni e poi ha stabilito che quello che poi è stato richiamato dalla legge Cirinnà con uno specifico articolo, che nel momento in cui io voglio mantenere il matrimonio si trasforma in unione civile.
C'è casino però, L'unione civile, no, l'unione tra le coppie dello stesso sesso. A patto, diciamo, e quindi io divento tutelata in tutto quello che ho creato. A patto che l'altra parte voglia continuare. Certo, noi parliamo sempre di consenso informato. Appunto, no, diciamo. Parliamo sempre di volontà, ovviamente, della coppia, perché tante coppie si sposano senza poi, cioè anche nella consapevolezza che ci sono delle non riconoscimenti nel genere, no? Quindi io faccio il cambio e insomma un uomo ha due donne, una diventa uomo e quindi io voglio continuare. No, aspetta, non ho capito, mi sono perso. No, scusami, tra un uomo e una donna il matrimonio, poi uno di questi diventa donna anche l'altro, ma io voglio conservare quel rapporto, quindi diventa l'unione civile. Okay. Quindi la legge Cirinnà ha messo proprio un articolo che prevede espressamente che in questo caso se il matrimonio si scioglie ma diventa unione civile, perché le parti chiedono che venga creata l'unione civile. E questo, diciamo, garantisce anche poi i diritti a entrambi i coniugi, ai figli eventuali. Tutto quello che ci siamo detti sulla legge, ovviamente, Cirinnà. Allora, è stata davvero una bella chiacchierata, molto interessante, ne continueremo a parlare la settimana prossima e magari più in là cercheremo poi anche di raccontare un po' quella dei minori, perché anche per loro c'è un percorso che si può vivere. Hai suggerito un film, ieri mi hai chiamato. L'ho visto e mi sono emozionata. Unicorni, indipendentemente dalla scenografia, di tutto quello che c'è, ma proprio per il concetto che è stato ribadito all'interno cioè portato a conoscenza di tante persone, ecco. Grazie a Gabriella Barcariolo per essere stata con noi, ci vediamo con A Casa Tutta a Post martedì prossimo. Va bene. Va bene? Martedì prossimo. Ti aspettiamo.